God Save the Wine, speciale vendemmia, siamo in autunno e quindi è la stagione della vendemmia. Noi abbiamo aziende da tutta Italia, quindi chi ha già iniziato, chi è già finito, in Veneto e Valdobbiadene, dove sta Zardetto, Clizia, a che punto sono? Immagino... Sono già a buon punto con la vendemmia, è stata un'annata un po' particolare, difficile ma per motivi diversi rispetto al resto d'Italia, sbalzi di temperatura, momenti molto caldi, momenti molto piovosi e a tratti anche grandine. Quindi insomma una bella prova, immagino che per Riccardo e suo babbo si chiama? Zardetto, insomma i due ragazzi, anche se sono padre e figlio di Zardetto, lo spirito li ha messi bene a dura prova per questa annata. Ecco, e per consolarsi o per darsi la forza della vendemmia, che cosa beviamo? Dacci uno dei Prosecco di Zardetto, anzi uno dei Conegliano Valdobbiadene per quest'autunno. Ma un prodotto che non sempre viene accolto felicemente al di fuori del Veneto è il Prosecco col fondo, sia di Zardetto appunto, è un prosecco imbottigliato con i propri lieviti, all'apparenza può sembrare un prodotto un po' particolare da mettere a tavola per via di questa leggera velatura, in realtà è il prodotto, il prosecco, la bottiglia, la tipologia che meglio esprime l'essenza della glera, il vitigno appunto caratteristico di queste zone. Ormai dici non piace al di fuori del... cioè ecco, tu che lo vendi, lo porti in giro, cos'è che non piace? Che insomma in realtà gli appassionati di vino invece vanno proprio a quelli col fondo, che sembra il prosecco normale è diventato quello col fondo. Non piace perché a differenza magari di tante altre tipologie di bollicine molto più blasonate che risplendono naturalmente del bicchiere, il prosecco col fondo, ma soltanto l'apparenza parlo io, ha questa leggera velatura che non viene ritenuta adeguatamente elegante per essere presentata a tavola. Ecco, quindi il rifermentato, cioè il col fondo non è filtrato, in effetti è un po' un ritorno all'antico e per chi ha fatto di tutto per eliminare questa velatura si sente un po' tradito. In realtà quando lo bevete rendetevi conto state bevendo un pezzo di storia, cioè il prosecco più vicino, si parla tanto di terroir, no? Di originalità, ecco sicuramente il prosecco col fondo è un prosecco molto più originale e che ha una sfumatura olfattive e gustative completamente diverse, quindi per una volta mettetevi alla prova. È un prodotto legato alla nostra storia, alla nostra tradizione, alla nostra quotidianità, un bel prodotto. Provatelo. Ciao Clizia, grazie. Grazie.